Pietro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie, la nostra grandissima regista che ha una bellissima voce giovanile. Un abbraccio alla nostra Tina che sta vivendo la sua malattia. Un abbraccione a Matteo che sicuramente in questo periodo ha da fare. E un grande abbraccio a tutti i nostri 14 radioascoltatori, gatti compresi, che ascoltano la televisione, la radio, e perché interessati a valutare, a approfondire quello che è stato il tema iniziato oltre un anno e mezzo fa, e cioè la democrazia, la sua essenza, la sua crisi. Nell'ambito delle nostre conversazioni sabattine abbiamo cercato con toni molto popolari, molto accessibili, i più accessibili possibili, di approfondire il senso della democrazia e il suo significato, la sua pratica attuabilità. E adesso stiamo valutando quello che è il periodo storico, perché senza storia non è possibile parlare di democrazia, il periodo storico in cui nascono, ci sono tutti i fermenti, il momento decisivo in cui si esprimono le varie tendenze, le varie riflessioni a riguardo rispetto a quello che è avvenuto successivamente, e parlo del periodo che va dal 1840 al 1870, sostanzialmente un secolo e mezzo, quasi 2 secoli fa. Ora, però nasce lì, perché la storia non è che viaggi in modo lineare. Quando si dice è una legge antica, se la legge è fondamentale ed è valida, continua ad essere valida, avere un suo valore fondante, i 100 anni, 200 anni non contano niente. Voi pensate che la Costituzione degli Stati Uniti risale al 700, quindi ed è tuttora la Costituzione degli Stati Uniti, cioè della più grande potenza al mondo. Ora, quindi per avere consapevolezza di cosa significhi e come possa essere attuata e se ci sia una effettiva democrazia, occorre andare a vedere, a risalire all'esperienza dei popoli, in particolare del nostro popolo, dei nostri popoli italici, popoli italiani, che sono stati chiamati in quell'epoca, 1840-1870, a una scelta drammatica, decisiva, l'abbiamo detta. C'è un regime teocratico a Roma e nello Stato Pontificio, con un Papa che è sovrano assoluto e che, prima di perdere anche Roma, la città, addirittura si proclama attraverso un discutibile concilio Vaticano I, che poi viene chiuso soltanto negli anni 60 del Novecento, cioè col Concilio Vaticano II, rimane aperto. La roba qui si dichiara infallibile in materia di fede, ma è chiaro che quando uno si dichiara infallibile per qualcosa è difficile pensare che rinunci all'idea o comunque a lasciar trapelare l'idea di essere infallibile anche per tutto il resto. Ci sono, oltre allo Stato Pontificio, altri 6 stati, fra il Regno Lombardo-Veneto, che è direttamente l'emanazione diretta dell'impero austro-ungarico, c'è il Regno di Sardegna, dei Savoia, ci sono ducati e granducati, Parma e Piacenza, Modena e Reggio Emilia, Granducato di Toscana,
e c'è il regno di Napoli, o il regno delle due Sicilie, borbonico. Ora, in questo crogiuolo il Papa, infallibile, perde tutta quanta i territori, perde il suo potere temporale. Nel 1870 con la conquista di Roma sostanzialmente non è più padrone neanche della sedia su cui sta seduto, e infatti provvede il governo del re d'Italia, ex re di Sardegna, provvede con la legge delle guarentigie per almeno dire, almeno vivi, hai un tuo corpo armato, insomma, cerchiamo di salvare almeno le apparenze, perché lui sostanzialmente non ha più niente, e dichiara che senza i territori di sua spettanza, ottenuti per grazia di Dio, lui non è in grado, o comunque è in difficoltà, nell'esercitare la rappresentanza di Dio in terra. Questa è la situazione. Il popolo italiano è un popolo sostanzialmente, almeno dal punto di vista statistico, cattolico. Risulterebbe un 98% di italiani che si dichiarano cattolici, e quindi è un dramma che matura, fa avanzare proprio nella consapevolezza che il potere della statale, la gestione della cosa pubblica, è cosa diversa dalla fede. Uno può essere cattolico, ma non necessariamente deve esserci un governo che a quella presunta cattolicità deve fare riferimento. Questo è il quesito che a tutti i livelli, anche dei più ignoranti, viene posto. Allora, a quell'epoca, circa il 2-3%, qualcuno dice il 5% della popolazione sapeva leggere e scrivere, e fra coloro che vengono computati fra i letterati, coloro che sanno leggere e scrivere, ci sono anche quelli che sanno soltanto meccanicamente apporre la propria firma sotto i documenti, cioè come qualcosa, un disegno, perché di preciso non sanno esattamente che cosa, quale ne sia il contenuto grammaticale e poi sintattico nell'ambito più generale. Ora, questa è la situazione, ma tutti capiscono che è un momento decisivo laddove, attenzione, e questo è importante, c'è un partito sostanzialmente liberale, che per liberali si intendono in realtà i padroni, cioè quelli che erano i proprietari, i grandi proprietari terrieri, perché l'economia era tendenzialmente agricola, i grandi proprietari terrieri, i padroni, i ricchi da un lato, i repubblicani dall'altro, cioè coloro che si oppongono all'istituzione monarchica e vogliono una repubblica che ancora poi variamente da interpretare, perché capisco fa riferimento al popolo, ma quando il popolo non ha gli strumenti per poter esercitare il suo potere, abbiamo visto nel nostro lungo percorso che il potere del popolo, demu kratos, può essere esercitato solo e soltanto se demu ha le capacità, ha la consapevolezza per poterlo fare. Questo è il dato primario. Ora, quindi c'è una prima osservazione da fare, e cioè oggi, ecco la relazione con oggi viene fatto riferimento dalla disinformazione di sinistra, viene fatto riferimento al partito repubblicano, Mazzini, tanto per fare un nome, Garibaldi per farne un altro, che pure Garibaldi si dichiara cattolico, Mazzini che vuole un partito sì ma religioso, quindi perché è fondamentale che ci sia un approccio anche spirituale in questa rivoluzione che si sta
che si è attuata, si è profilata e si è attuata. La sinistra dice le nostre radici sono lì, Garibaldi, Mazzini, Partito Repubblicano, vero niente. L'ideologia socialista c'era già, ovviamente, il manifesto dei comunisti prima, pubblicato poi negli anni 60, il Capitale sempre di Marx successivamente, ma il Partito Socialista non c'è. Il Partito Socialista sorge soltanto alla fine dell'Ottocento, quasi in contemporanea con l'emanazione della enciclica Rerum Novarum da parte di Leone XIII. Quindi la contesa politica all'interno d'Italia, del Regno d'Italia, è fra liberali, cioè padroni sostanzialmente, e i repubblicani. Non c'è un socialismo, non c'è un partito socialista. Le istanze sociali però ci sono, e l'unificazione dell'Italia mette in mostra tutte le distanze, le divergenze di costumi, di abitudini, di mentalità che caratterizzano il quadro italiano e che tuttora lo caratterizzano in modo diverso, ma tuttora sono presenti, sono diversi. Quindi mettono in luce anche il comportamento dei Savoia, i quali nell'incapacità di affrontare un tema così complicato, hanno fatto il passo più lungo della gamba sotto questo profilo, non fanno altro che applicare la rigida mentalità savauda a tutta l'Italia, con tutto quello che ne deriva: rivolte, scontri, si formano al sud si formano le formazioni di briganti che per certi aspetti sono briganti veri e propri, nel senso che nel senso del termine, del senso che noi diamo al termine, ma per altro verso è gente che si ribella, seppure non con approfondite argomentazioni, a un sistema, a criteri che non corrispondono a quello che è l'abitudine dei rispettivi popoli. I popoli hanno una loro cultura, sono stati sottoposti a regimi diversi tra loro. Pensate al Regno delle Due Sicilie, col paternalismo borbonico, e questi latifondisti che facevano di tutti i colori, potevano fare quello che volevano, che tanto nessuno li controllava. Pensate al Gattopardo, ecco, tanto per quella è la mentalità del potere da un lato e dall'altro dei servi della gleba, perché siamo ancora lì più o meno. Pensate invece ai cittadini del Granducato di Toscana, molto più complessa la loro partecipazione. Pensate al Lombardo-Veneto, dove c'è una burocrazia che, per carità, spreme soldi a tutto spiano, però è precisa, è perfetta. C'è una vita regolata, molto regolata, di tipo habsburgico, appunto, l'europeo. Quindi pensate, tutte queste differenze arrivano i Savoia, e i Savoia, con la loro mentalità da sovrani piuttosto retrogradi per molti aspetti e chiusi, vogliono imporla a tutti quanti senza nemmeno capire quali siano in realtà i problemi. Vogliono mettere ordine senza sapere quale possa essere l'ordine, quali sono gli elementi per poter disporre di questo ordine. Questo è il dramma. A questo si sovrappone il fatto che è fondamentale che al centro dell'Italia c'è stato un potere dello Stato, della Chiesa, di un sovrano assoluto
il quale è dichiarato infallibile e che fa valere principi teocratici, cioè praticamente un potere, qualunque cosa lui faccia, tutto sommato, direttamente o indirettamente, deriva da un'ispirazione divina. Non è un quadro complessissimo, unico in Europa, che interpella direttamente tutta la popolazione. Ecco, teniamo conto che lì c'è un primo appello alla democrazia, cioè quale può essere, c'è un popolo, anzi tanti popoli messi assieme in un unico Stato, i quali devono scegliere fra una direzione e un'altra. Fra la fede, impropriamente devono scegliere, però fra la fede e la gestione da parte di un potere politico, in questo caso quello di Casa Savoia. È una prima presa di coscienza che al popolo spettano delle decisioni. Non per nulla, abbiamo detto, accennato, adesso lo approfondiamo, dopo il 1870, cioè dopo che Roma è stata conquistata, la famosa breccia di Porta Pia, dopo che Roma è stata conquistata, si crea, nell'ambito cattolico, si crea l'opera dei congressi e dei comitati, cioè praticamente i cattolici, il 98% della popolazione, almeno questo profilo statistico, sono chiamati a riflettere se stare dalla parte del pontefice, il quale dice io ho bisogno dei territori per poter esercitare compiutamente la mia funzione di rappresentante di Dio in terra, e coloro che dicono no, guarda che non c'entra niente, tu sei il pontefice, ti riconosciamo come tale, sei il capo della Chiesa Cattolica, ma i territori sono un'altra roba, la vita sociale sono una cosa diversa, seppur implementata, seppur intrecciata con la credenza, l'adesione del popolo alla fede della quale tu sei il capo. È drammatico. E che cosa, abbiamo detto, che cosa viene in risalto in questo momento? Viene in risalto che il fatto che manca alla stessa Chiesa Cattolica, manca una dottrina sociale. Cioè, avendo esercitato per secoli un potere assoluto al quale in definitiva del popolo interessava poco, era sottomesso, punto e basta, in questo momento il popolo assume un suo rilievo, un suo kratos, seppure non grande, ma assume un suo potere e deve scegliere rispetto a esigenze che sono quelle pratiche e quelle che sono relative alla sua adesione al messaggio cristiano che ha improntato di sé tutta la civiltà dell'Occidente, la segna profondamente, è la base, di là da quello che viene detto dagli organismi europei, è la base del comportamento fino ad oggi, o meglio fino a ieri, del comportamento di tutti i popoli europei. Quindi il popolo italiano, dai più ignoranti ai più acculturati, è chiamato a ragionare, a riflettere su questo, e l'opera dei congressi sostanzialmente introduce questo ragionamento. Nasce come origine, nasce per difendere i diritti del Papa. I diritti del Papa, l'infallibile, non sono da mettere in discussione, ma in realtà al suo interno si sviluppano tante riflessioni, tanti indirizzi. Perché? Perché appare evidente, appare logico che stare in opposizione a un potere statuale
quale quello di Casa Savoia, che regola la vita dei cittadini, non ha senso, visto che è dei cittadini, del popolo, non ha senso per difendere ragioni di una fede che alla fin fine non riguarda esattamente lo svolgimento di tutte le attività materiali, di tutte le attività economiche, mettere in tavola il piatto a mezzogiorno e alla sera. Insomma, è evidente, c'è una cosa che non quadra. E all'interno dell'opera dei congressi si sviluppa anche da parte dei vescovi, si sviluppano linee diverse. Cioè, c'è chi ritiene che il non expedit, cioè nessuna collaborazione con lo Stato, emanato dal pontefice vada benissimo. C'è chi ritiene invece che quel non expedit vada interpretato, cioè praticamente vada modificato, vada abborbidito, vada precisato, e così nell'ambito delle discussioni che vengono a crearsi, così avviene. Cioè, ripeto, nell'ambito di queste discussioni sempre al di fuori rimane esclusa l'ideologia socialista. Il socialismo prende piede, fortunatamente prende piede, perché gli abusi dei padroni nei confronti del popolo sono evidenti. Però il socialismo prende piede soltanto verso la fine del secolo. Prima la discussione è incentrata sul poter partecipare o non poter partecipare alla vita pubblica. Che cosa, in questo quadro, che cos'è che manca? Quello che ancora oggi viene detto, cioè in definitiva il distacco fra il potere e il popolo. Mancano le esigenze del popolo, mancano le concrete necessità del popolo. Si parla, ed è un discorso, di potere e di assetti di potere. I repubblicani vedono un assetto di potere di tipo diverso da quello monarchico, i liberali vedono una gestione, lo studio, la necessità di dover adeguare la gestione dei loro interessi, del loro potere sui servi della gleba, rispetto alla nuova entità statuale che si è venuta formando. Il popolo è chiamato quindi a decidere fra virgolette, Dio e il Savoia, ma non è chiamato, non viene interpellato riguardo alle sue necessità in relazione ai nuovi assetti. Ed ecco che avanza a questo punto la teoria socialista, la quale comunque dice addirittura un qualcosa di rivoluzionario, cioè dice il potere va spostato alle masse, va portato alle masse, il vitello d'oro sostanzialmente, va portato alle masse perché è la massa che produce la ricchezza, quindi è lei che deve avere il potere. Quelli che attualmente sono al potere, che si chiamino repubblicani, che si chiamino liberali, sono illegittimamente, il re, a maggior ragione, sono illegittimamente titolari del potere perché le esigenze, perché il popolo è il popolo che deve esercitare, avere il potere del popolo, non il popolo, la massa, e per essa coloro che comandano le strutture che la dirigono, perché poi alla fine la storia è questa qua. Ora, è una questione di potere, e il fatto che manchi una dottrina sociale adeguata per il popolo fa sì che un'idea profondamente erronea, profondamente soltanto ideologica, vada avanti, prosegua e prenda piede perché all'interno di queste discussioni nel mondo cattolico il popolo conta zero. È solo e soltanto una questione di potere. Il popolo conta zero, fino a quando il neoeletto Papa, alla morte di
Pio IX, del marchigiano Pio IX, il neoeletto Papa, Leone XIII, non capisce qual è l'essenza del problema, e cioè che le esigenze del popolo sono al centro della vita di uno Stato, ed ecco che un altro passettino verso un concetto democratico, lontano, ancora sfumato, però è un altro passettino, e promulga emana la sua lettera enciclica, la celeberrima Rerum Novarum, dove di fronte prende di petto il problema del rapporto del popolo, della gente comune, con la nuova industrializzazione, con i nuovi poteri che vengono aggiunti, si sommano a quelli già esistenti, dati dal passaggio da una società soltanto agricola a una società che viaggia verso l'industrializzazione, la innovazione tecnologica, quell'innovazione tecnologica che oggi arriva alla intelligenza artificiale. Se non capiamo questi passaggi, se non li digeriamo, non riusciamo neanche a capire l'enorme problema di potere, di totalitarismo davanti al quale ci troviamo oggi. Perché quello che si prospetta è una scelta fra democrazia e totalitarismo. Il totalitarismo tecnologico. Ecco, se noi umilmente andiamo a vedere quelle cose qui, riusciamo a capire anche quello, e forse qualche idea democratica, cioè con potere nostro, di popolo, ce la facciamo. Vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo per i nostri 14 radioascoltatori. Un abbraccione grande grande alla nostra Tina, un grande grande al nostro Matteo, e un saluto al nostro regista dalla freschissima e giovanile voce. A risentirci, addio piacere.